Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video, benvenuti sul Monte Novegno, questa montagna nella provincia di Vicenza che comunque frequento sempre troppo poco e oggi è il momento giusto per tornare dopo diverso tempo. Oggi faremo una bella scampagnata qui e dico faremo perché qui davanti c'è il dottor De Pretto e abbiamo anche Giacomo, quindi vamos, let's go. Abbiamo fatto la strada forestale fino all'intersezione del 422 e adesso da questo sentiero stiamo salendo. Siamo arrivati in Busa. Che dici, dottor De Pretto? Abbiamo raggiunto la Malga davanti, il parcheggio delle Posse Longhe e adesso proseguiamo per salire a Cima Rione, Forte Rivon, che con i suoi 1600 e qualcosa metri è la cima più alta del Novegno. Il sentiero che adesso andremo a prendere per salire Monte Rivon. Laggiù in fondo si può ammirare la Croce del Novegno. Qui c'è un piccolo osservatorio, tutte le malghe della Busa. E siamo fortunati di trovare così tanta neve, cosa che succede molto raramente qui sul Novegno.
salite fino a qua potete ammirare un 360 gradi meraviglioso. Si può vedere l'altopiano dei Sette Comuni, il lago Rai, le Palle di San Martino, tante cime che abbiamo fatto, tante montagne che abbiamo già portato sul canale da una parte, e poi girando sempre di più, piccole Dolomiti, Cima Palon e via dicendo, quindi Pasubio, Carega e sotto tutta quanta la pianura. Il Novegno oggi si è rivelato divertente, grazie al dottor De Pretto che ci ha invitati oggi per fare questa escursione. La ringrazio, dottore. Grazie a lei per la partecipazione. Adesso stiamo discendendo dalla cima, ma faremo una variante sulle creste prima di riscendere giù in Busa. Bene, a questo punto noi scendiamo da qui, dalle creste. Vediamo se sono accessibili. La neve è alta, ma il percorso sembra molto allettante e bello. Tornati in Busa e adesso proseguiamo la discesa fino a scoprire una baita caratteristica che conoscono gli amici, dove ci fermeremo per pranzo. Malga davanti, posto dove la gente si ristora, si rifocilla, ma noi da qui proseguiremo. Allora ci lasciamo la Malga, e proprio di fronte alla Malga c'è il sentiero per scendere e noi torniamo giù dal 422 che abbiamo fatto prima. Bene, siamo tornati al punto dove eravamo questa mattina e abbiamo preso il 422 per salire e adesso scendiamo di qua e la prossima tappa è Baita Pianetti. Malga Pianetti, punto ristoro, posto molto caratteristico.
siamo stati serviti e riveriti, mangiati e bevuti. L'abbiamo fatto anche una certa ora perché davvero qua clima molto cordiale. Mao, numero 1, il gestore di questa baita, che era un vecchio ospedale e ricovero durante la guerra, poi convertito in malga negli anni, adesso è diventata una baitina veramente gestita alla grande, rustica, molto rustica, si mangia quello che si riesce a fare arrivare, ma un clima assolutamente stupendo. E quindi adesso siamo pronti a riscendere giù e a tirare le somme per questa escursione sul Novegno, una parte di Novegno che tra l'altro nemmeno conoscevo questa, quindi figata, bellissimo, bellissimo. Siamo sul tornante panoramico, qua c'è l'amico acquisito. Ciao ragazzi. Cristiano. Cristiano, sì. Cristiano, la futura guida ambientale escursionistica. qua abbiamo il dottor De Pretto che sta facendo video anche lui, perché il tornante panoramico è proprio È da video. fantastico, colori meravigliosi. Guardate qua le nostre piccole Dolomiti, che meraviglia totale. Mamma mia, se volete fare la foto instagrammabile della vita venite qui, questo è il posto giusto, quindi fatevi questo regalo sul Monte Novegno, dei tramonti bellissimi e fateci un salto. Rientro alternativo qui al parcheggio del camping Cerbaro. Abbiamo fatto un 800 di dislivello più che dignitoso E 7 grappe offerte del esatto, Mao. 7 grappe. Ne ho bevute 7, di cui 3 piene. Giacomo si è divertito un sacco, in più il ritorno sul pick up dei ragazzi di Maglia davanti. Malga davanti, quindi figatissima. Bisogna ringraziare il dottor De Pretto. E ci hanno offerto 4 km di passaggio in auto sulle cassone. Esatto, quindi fantastico. Quindi se voi volete venire sul Monte Novegno, è una montagna che vi accoglie e vi consiglio di fare un giro. Se ci siete già stati scrivetemelo nei commenti, se non ci siete già stati provvedete a venire. Ovviamente vi chiedo l'iscrizione al canale che è gratuita, e i commenti, tutte le cose belle, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!